Siamo insieme ad Andrea Licari, esperto apistico, uno dei pochissimi conoscitori del veleno delle api in Italia, e insieme a noi ci sono anche Davide Lopresti e Giovanni Sorrentino, che stanno portando avanti insieme ad Andrea un progetto unico in Italia. Si tratta del primo apiario didattico socio-inclusivo, iperaccessibile, senza barriere architettoniche e con un'area riservata interamente all'apiterapia. Allora, l'argomento di oggi è proprio il veleno delle api. Può un veleno fare innamorare? Sembrerebbe proprio di sì, perché Andrea Licari, proprio grazie al veleno delle api, si è avvicinato al mondo delle api, si è formato, ha studiato ed è diventato oggi apicoltore, ma in più ha sperimentato su se stesso i benefici di questo veleno che ha molte proprietà, come adesso capiremo insieme a lui. Tutto però inizia dall'esigenza di trovare cure alternative alla sclerosi multipla. Allora, Andrea, anzitutto, come sei venuta a conoscenza, come hai capito di essere malato? Quali sono stati i primi sintomi che ti hanno allarmato? I primi sintomi sono stati quelli che nel 2007, mentre ero a casa che lavoravo al computer, ho avuto la necessità di alzarmi per prendere un bicchiere d'acqua. Ho fatto pochissimi passi e subito dopo sono caduto a terra senza nessun motivo, come se mi avessero tagliato le gambe. Per 30 secondi io non ho sentito le gambe. In quell'episodio io non gli ho dato nessuna importanza perché pensavo, insomma, era qualcosa legato allo stress, magari molte ore passate davanti al computer, eh, poteva essere un qualcosa legato allo stress. Invece, alcuni giorni dopo, improvvisamente perdo di nuovo l'utilizzo delle gambe, però questa volta io mi trovavo per la strada, insomma. E quindi cado a terra e si aggiunge anche una piccola perdita di vista, e cioè io per 30 secondi ho visto un velo bianco, insomma non riuscivo più a vedere. Da lì è suonato qualche campanellino d'allarme e mi sono rivolto al medico curante per cercare di capire come poteva, di cosa si poteva trattare. Il medico curante mi ha dirottato immediatamente presso l'otorino-laringoiatra e ho cominciato a girare i migliori specialisti del sud Italia spendendo tantissimi soldi per non avere mai nessuna diagnosi, insomma, nessuna diagnosi certa su qual era il mio problema di salute. E quindi io man mano peggioravo. Ero arrivato già ad agosto 2007 che non riuscivo più a camminare. Alla fine come sei arrivato alla diagnosi? Alla diagnosi io ci sono arrivato perché un amico mio mi mise una pulce all'orecchio e mi suggerì allora, visto che io mi ero rivolto a tantissimi medici, avevo già fatto tantissime visite, mi ha detto: ma perché non ti fai visitare da un neurologo? E allora io mi misi subito alla ricerca del miglior centro di neurologia del sud Italia, e fra i migliori centri allora io ho trovato l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico di Messina, il Bonino Puleio. E mi sono recato all'istituto per fare delle analisi, quindi tutti conoscono i potenziali visivi, sematosensoriali, motori, insomma ti riempiono di scosse dalla punta dei capelli alla punta dei piedi e tutti i valori erano sballati. In più arrivo alla risonanza magnetica al cervelletto. La mia risonanza, tra l'altro, molto strana perché è durata quasi 3 ore la prima volta. Meno male che non soffro di claustrofobia, quindi sono riuscito a cavarmela. E lì è scattato il ricovero immediato semplicemente perché hanno scoperto in quella risonanza magnetica che ci stava un'infiammazione in corso al cervelletto e quindi è scattato il ricovero immediato. Per qualche giorno sono stato ricoverato presso l'istituto e mi hanno fatto delle altissime dosi di cortisone. Dopo questi giorni, praticamente il 2 gennaio 2008, finalmente arriva la diagnosi ufficiale, sclerosi multipla. Ecco, tu hai cominciato dunque a fare le cure che prevede il protocollo, insomma, della medicina convenzionale, il protocollo che si utilizza
oggi, però allo stesso tempo ti sei voluto informare, come spesso tutti facciamo quando abbiamo dei problemi, specie di salute. E ecco, come ti sei barcamenato nel mondo del web per capire quali notizie erano vere, quali no, ti sei fatto aiutare, hai avuto un supporto oppure sapevi già come fare, come muoverti? Allora, quando mi è arrivata questa diagnosi, io immediatamente, come dire, sono stato, tra virgolette, un pochettino contento perché finalmente sapevo, conoscevo chi era il mio nemico, no? Se non conosci il tuo nemico non lo puoi combattere, non lo puoi affrontare. E già il fatto di sapere di quale patologia si trattava, insomma, per me era un sollievo, perché comunque ero già convinto che io una strada sarei riuscito a trovarla. Ovviamente non avevo nessuna preparazione, non avevo nessuna idea di quali cure potevano, insomma, erano già collaudate per la guarigione di questa patologia. E allora mi sono immediatamente affidato alla comunità scientifica, ai protocolli, quelli convenzionali, quelli già attuati per la mia patologia. Ma contemporaneamente, fin dal primo momento, ho portato immediatamente avanti una ricerca personale a 360 gradi, tra l'altro una ricerca in internet dove, essendo io stato in passato un programmatore informatico, specializzato in indicizzazione e posizionamento nei motori di ricerca, insomma, ho avuto qualche vantaggio in più rispetto ad un utente normale, insomma, sapevo come dovevo cercare, ma nonostante questo ho avuto la pazienza di visitare più di 1000 tra siti, blog e forum, per arrivare a un certo punto a incontrare una parolina magica, il veleno delle api. Ecco, e come sei riuscito a capire che proprio il veleno delle api era, poteva essere una cura valida? Quando a me è comparso il termine veleno d'ape, subito mi è saltato in mente e mi sono ricordato che la traduzione letterale di farmaco dal greco farmaco significa esattamente tradotto in italiano è veleno. E allora lì ho cercato di capire, ma in 1,5 mg cosa c'è, cosa è contenuto, cosa si conosce del veleno delle api? E lì ho scoperto che nella comunità scientifica occidentale c'erano già state delle ricerche nel corso degli ultimi decenni che avevano evidenziato che all'interno del veleno delle api ci stavano 78 principi attivi riconosciuti dalla comunità scientifica occidentale. E di questi 78 principi attivi, 5 interessavano chi aveva una patologia neurodegenerativa. Poi andando avanti con gli studi, andando a ricercare se c'erano altri riscontri, no? Ho scoperto che in realtà l'apiterapia ha una storia di 5.000 anni, e quindi una storia in Oriente è molto più praticata rispetto all'Occidente. In Occidente è arrivata a cavallo del Novecento, e quindi non siamo molto, come dire, molto conoscitori dell'apiterapia. E tu poi a un certo punto hai deciso di sperimentare il veleno delle api su di te. Ci racconti com'è andata, come hai fatto la prima volta? Allora, io, visto che c'era già una solida base scientifica, eh, ho tirato fuori allora una trentina di pubblicazioni, insomma, che mi davano una base di certezza scientifica, quindi la teoria c'era tutta, dovevo passare sulla pratica. La prima puntura che mi sono fatto, l'ho fatta qui sulla mano, e sono andato alla ricerca di un apicoltore che insomma non è stato facile trovarlo all'inizio, però alla fine l'ho trovato e lo stesso apicoltore giustamente era allarmato, mi invitava a farmi dei test per vedere se io ero allergico al veleno delle api, però dopo la mia insistenza e poi ha visto che io mi ero premunito di un kit d'emergenza, insomma, perché effettivamente io non lo sapevo se ero allergico o non ero allergico al veleno delle api. E quindi premunendomi di un kit, praticamente
l'apicoltore dopo alla fine si è fatto convincere, mi ha fatto la prima puntura e mi è diventata la mano come un palloncino, non riuscivo a muoverla, per 10 giorni è durata. Però io in quel momento sinceramente sono stato felice, molto contento, insomma, di aver, come dire, di non aver avuto uno shock anafilattico, cioè che il mio corpo non è allergico al veleno delle api. E quindi questo mi dava la possibilità un domani di cominciare a praticare l'apiterapia. Quali sono stati gli effetti di questa terapia alternativa che hai sperimentato? Allora, io considerate che poco fa non ho detto che quando mi è arrivata la diagnosi, io ovviamente ho scelto immediatamente di seguire il protocollo convenzionale, quello che è previsto per la mia patologia. Io su di me ho praticato tutte e 13 terapie previste per la sclerosi multipla e man mano che andavamo avanti con le terapie, con i farmaci, gli effetti collaterali erano sempre più pesanti. Molti riescono a capirmi, insomma, quando il senso di stanchezza, come se si fosse lavorato per giorni interi senza nessuna pausa, il formicolio, il tremolio delle mani, i crampi, insomma, sono tutte sensazioni che, come dire, non ti fanno stare bene quando torni a casa. E allora quello era un incentivo in più per me per cominciare realmente a provare l'apiterapia. E già sapevo da quello che avevo letto e ricercato che comunque era un qualcosa che io dovevo rieducare il mio corpo ad accettare il veleno delle api, quindi è iniziato tutto dalla prima puntura, però dopo alcuni giorni sono diventate 2, dopo una settimana è diventato 3 punture, insomma, e piano piano io ho aumentato la dose e mi accorgevo che mentre quando ritornavo dalle terapie convenzionali ero quasi distrutto a casa, con l'apiterapia mi dava molto sollievo, eh, mi faceva sparire il senso di stanchezza, i problemi che avevo io legati ai crampi, ai tremoli, all'affaticamento, come dire, il formicolio alle mani, insomma, quindi mi dava molti sollievi da questo punto di vista. E allora lì ho cominciato a crederci realmente che era qualcosa che poteva funzionare. Ehm, io passerei a dire che ad un certo punto, dopo diverso tempo che tu sperimentavi appunto questa terapia, anzitutto ti sei attrezzato, ti sei formato, sei diventato apicoltore, quindi avevi le tue api e facevi anche formazione ad altri ragazzi che volevano avvicinarsi a questo mondo. Cosa è successo? Io all'inizio, nei primi mesi, ho avuto la fortuna di conoscere un carissimo, poi siamo diventati amici, Nino Bebba di Messina, ed è stato lui realmente ad avvicinarmi al mondo delle api, perché avendo capito io che questa era una possibilità che io avevo di provare l'apiterapia, per non portare disturbo ad altri e per non, come dire, per affrontare questa apiterapia anche dal punto di vista economico, perché ogni fornitura di gabbietta di api mi costava, insomma, tra virgolette. Allora lì ho deciso di rivolgermi a questo amico Nino Bebba, che volontariamente lui mi ha messo a disposizione le sue api, mi ha messo a disposizione la sua conoscenza. Lui già aveva 15 anni, 15 o 20 anni di esperienza, insomma, prima di me con le api, e mi ha accompagnato in questo percorso. Poi per carattere personale, io quando inizio a fare qualcosa o la faccio bene o mi preparo bene in quello che faccio oppure non la faccio. Quello è un discorso mio personale. Quindi mi sono messo a studiare il mondo delle api ed è finito che me ne sono innamorato perché è un mondo così affascinante. Molto spesso quello che dico sempre è difficile sintetizzarlo in poche parole. Per parlare delle api non basterebbero anni,
io ho tantissimi amici apicoltori professionisti che mi capiscono bene in questo che sto dicendo. Quello che dico sinteticamente, cercando di far capire alle persone il valore delle api, è come se una famiglia delle api dovessimo noi considerare un condominio perfetto dove vige lo spirito di collaborazione, lo spirito, la lealtà, il sacrificio, il dedicarsi agli altri. Non so se tutti sanno che le api sono delle grandissime lavoratrici H24, fin da pochissimi minuti dopo la nascita. Uno dei compiti, il primo compito che fanno è quello di andarsi a pulire la cella, la propria cella, no? E poi insomma hanno tutta una serie di funzioni all'interno dell'alveare in una specie di scala gerarchica, insomma, fino a io conoscendo questo mondo, conoscendo come dire, questo amore all'interno dell'alveare, sono rimasto completamente affascinato. E quindi allora io ho deciso o con il veleno o senza veleno avrei fatto comunque l'apicoltore. Poi succede una cosa, questo ci tengo a dirlo perché è importante. Ad un certo punto non hai più la possibilità di fare questa terapia, non hai più le tue api, non so se poi vuoi raccontare anche il perché, e quindi devi smettere questa terapia e questo significa anche regredire nei progressi che avevi fatto. Sì, allora, dopo un po' di anni di apiterapia, io intanto devo ringraziare tutti gli amici miei apicoltori che in questi anni mi hanno dato una mano, mi hanno permesso di, come dire, intraprendere questo viaggio verso il mondo delle api. Ho avuto la possibilità di partecipare a dei corsi di formazione avanzati, quindi nel 2014 sono diventato anche un esperto apistico e man mano più conoscevo il mondo delle api più me ne innamoravo. Dopo, alla fine, verso il 2017, purtroppo ci sono stati degli episodi spiacevoli, ho subito del furto degli alveari e dell'attrezzatura e quindi io sono rimasto senza api. Lì è stato un momento abbastanza critico per me perché per la prima volta ho sperimentato dopo tanti anni che io andavo insomma a migliorare passo dopo passo, ho sperimentato il mio regredire nella malattia, no? Il mio peggiorare un'altra volta con l'assenza di apiterapia. E tra virgolette è stato come dire uno stimolo da parte mia per cercare di non riproporre, per cercare di... In pratica tu hai sfruttato questa occasione per poi ricominciare con le api, l'apicoltura e però stavolta cercando anche di documentare passo passo, visto che già conoscevi la strada, come ci si doveva muovere. Esattamente, quindi io ho colto l'occasione per poter fare qualcosa per contribuire verso stimolare la comunità scientifica e cercare di contribuire la mia esperienza a tutte le persone insomma che desiderano avere un'alternativa perché magari hanno già provato diverse soluzioni con la medicina convenzionale. Qui apro una parentesi, sottolineiamo insomma che noi assolutamente questo non è un invito per l'apiterapia, ancora non c'è niente di ufficiale in Italia e quindi chi segue l'apiterapia è un qualcuno che si assume le sue responsabilità, è una scelta personale. Per fortuna in Italia c'è la libertà di cura, però quello che consiglio sempre io è quando si intraprende un percorso di cure alternative o di cure che un percorso nuovo che non conosciamo gli effetti tutto quanto, uno si deve armare di buona volontà, deve mettersi
alla ricerca, si deve documentare il più possibile e farsi assistere magari da qualche specialista. In una ricerca più approfondita, non sono molti in Italia, però si possono riuscire a rintracciare degli specialisti che ti possono stare accanto e possono monitorare il tuo andamento. Quindi l'improvvisazione è vietata assolutamente. Vuoi mettere la tua esperienza a conoscenza degli altri, ma soprattutto della comunità scientifica, perché si possano fare delle ricerche in questo campo, giusto? Sì, esatto. Questo perché eh, sempre andando avanti, io in realtà da allora non mi sono più fermato, sono andato avanti nelle ricerche scientifiche e ho capito che alla fine il veleno delle api è utilizzato per tantissimi problemi. Non sto io ad elencare, c'è tutto un elenco, quindi dall'artrosi a tantissimi altri. Non sto ad elencare i problemi perché io non ho, come dire, il titolo, non sono io un medico e né un ricercatore. Questi sono argomenti riservati, insomma, a questi professionisti. Io la cosa che mi posso limitare a dire è che ho letto tantissimo, ho scoperto che in realtà aveva delle potenzialità enormi e questo non ha fatto altro che alimentare il mio desiderio di specializzarmi sul veleno delle api e di cercare di capire come arrivare al punto di non applicarmi soltanto l'apiterapia con il veleno delle api. Tutti sappiamo che quando un'ape punge perde il pungiglione e perdendo il pungiglione l'ape muore. Ma è un processo, diciamo, naturale, che poi, tra virgolette, per quelli che sono apicoltori che mi capiscono meglio, la vita di un'ape è di 5 settimane, quindi quando io vado a selezionare le api per l'apiterapia, e parlo dei metodi di anni fa, io cercavo sempre di trovare quelle api immature, perché l'ape comincia a sviluppare veleno dal 15° giorno di vita in poi. E quindi io andavo a ricercare proprio le api che avevano le ultime ore di vita, diciamo, le api mature per applicare l'apiterapia. Però, nonostante ciò, io dopo ho cercato di trovare dei sistemi per riuscire a prelevare il veleno senza arrecare nessun danno alle api. E allora è per quello che negli ultimi 3 anni a questa parte, quindi quando mi sono successi degli episodi che io ho dovuto interrompere la mia apiterapia, la mia terapia alternativa, ho deciso insomma di specializzarmi e trovare un altro modo per poter utilizzare il veleno. Ecco, adesso c'è questo progetto importante che state cercando di portare avanti. Ce ne parli e poi facciamo anche intervenire Giovanni e Davide. Sì, e niente, allora anni fa la cosa, un desiderio che avevo era quello di condividere questa mia esperienza nel mondo delle api anche con i miei fratelli disabili. Essendo poi negli anni diventato anche un esperto apistico, ho compreso che quando si parla di apiterapia non si parla mai soltanto di veleno delle api. L'apiterapia è intesa nel mondo delle api a 360 gradi, quindi sono tutti prodotti delle api. Infatti io mi alimento col miele, col polline, con la pappa reale, con la propoli. E in particolare c'è la quinta sostanza preziosissima, che è il veleno delle api. Quindi con l'apiterapia, per avvicinarsi al mondo dell'apiterapia a 360 gradi, bisogna conoscere il mondo delle api. E il primo desiderio è stato quello di cercare di creare un primo apiario didattico socio-inclusivo e iperaccessibile, senza nessuna barriera e con un'area speciale dedicata all'apiterapia. E per fare questo ho cercato di coinvolgere gli amici miei, insomma, tutte quelle persone che stavano attorno a me. E fra questi ho trovato 2 miei cari amici, insomma, che hanno sposato il mio progetto
e mi stanno aiutando. Questo progetto lo porti avanti insieme a Davide Lopresti, dicevamo, e Giovanni Sorrentino. E io vorrei chiedere a entrambi, anzitutto, come vi siete avvicinati al mondo delle api. Cominciamo da Giovanni. Ok, salve. Allora, io ho conosciuto Andrea alla fine del 2012, fra l'altro in un'occasione, in un contesto completamente lontano e diverso da quello dell'apicoltura. Ci siamo trovati ad una cena insieme ad alcuni amici, lui fra l'altro ha un passato, un trascorso da pizzaiolo, e durante quella serata lui mi ha raccontato un po' la sua passione e il suo avvicinamento all'apicoltura. E già quindi lui era abbastanza avanti, perché parliamo del 2012, fine 2012. Ed è riuscito durante quella serata a trasmettermi l'entusiasmo e la passione che lui nutre per le api. E allora a me è venuta proprio la curiosità e la voglia di saperne e conoscerne un pochettino di più di questo mondo. E abbiamo cominciato a frequentarci, e da lì, non so Andrea ricordi, e nasceva insomma una prima bozza, la prima idea di quella che poi sarebbe diventata e sarebbe venuta a concretizzarsi ora, la prima bozza di quello che doveva essere l'apiario didattico, che in precedenza era più un qualcosa di informativo. Quindi l'apiario era dedicato fondamentalmente a far conoscere in maniera non diretta il mondo delle api, mentre ora stiamo cercando proprio di creare un coinvolgimento diretto anche con tutti gli amanti della natura e tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle api, ma soprattutto ai diversamente abili. Durante questo tragitto c'è stata una sorta di perdita di focus, che però abbiamo riacquisito negli ultimi periodi. Però questo tempo ci ha dato la possibilità di maturare tanto, di fare molta più esperienza e di oggi presentarci in maniera diversa, quindi magari con le idee più chiare, con obiettivi più definiti sicuramente. Do la parola a Davide. Davide, tu come ti sei avvicinato al mondo delle api e ad Andrea? Sì, ciao a tutti innanzitutto. Allora, io e Andrea eravamo compagni di scuola ai superiori. Poi però per tanti anni, insomma, ci siamo persi di vista, ognuno ha preso la sua strada, diciamo. E un paio d'anni fa, o quasi 3 anni fa, ci siamo ritrovati così per caso e anche per motivi di lavoro. Lui mi è venuto a trovare in ufficio, abbiamo preso un caffè e da lì mi ha raccontato un po' la sua storia, che faceva l'apicoltore, che aveva le api, la sua malattia, insomma mi ha un po' fatto vivere quella che era la sua situazione. Un giorno, diciamo così, in maniera molto leggera, mi chiama e mi fa: sai Davide, devo andare dalle api. Dici, però non ho nessuno che mi accompagna. Mi saresti gentile ad accompagnarmi, che devo andare a visitare le mie api, devo andare a fare un controllo dalle api. E io, incuriosito così da questo mondo, perché come qualunque persona normale, appena senti parlare di api, apicoltura, insomma, ha già di suo un fascino particolare. E allora ho detto sì, dai, per carità, con piacere, anzi, diciamo, è l'occasione per me per vedere questa nuova realtà, questa situazione. Quindi sono andato con lui in questo agrumeteo che aveva qua nelle campagne di Marsala, dove teneva le api. Già, guarda, da persona normale, chiamiamoci così, ho visto lui come si avvicinava alle sue api, che credetemi, guarda, già lì per me è stato un trauma, vedere lui con la sua forza, la sua caparbietà, la sua tenacia, camminare sotto quegli alberi, fare quella strada, insomma, un'avventura. Io lo guardavo già allibito, dicevo, ma come fa? Lo sa solo lui. Poi lui con molta leggerezza, insomma, c'erano già i melari messi, era primavera, inoltrata, insomma, prende un telaio da melario e mi fa, insomma, mi dà in mano questo telaio pieno di miele e dice: guarda, prendi un cucchiaino, dice, affonda il cucchiaino lì e assaggia. Guarda, quella forse è stata non lo so, una droga naturale, non te lo so esprimere, però insomma è stata forse quella la scintilla, insomma, che ha fatto
scatenare intanto l'amore per le api, perché da lì poi io praticamente, da quella prima visita che ho fatto nel suo apiario assieme a lui, poi è diventata una costante, e da quel momento praticamente sono entrato in quel mondo e vado sempre approfondendo, insomma non ne sono più uscito e non riesco più a uscirne, quindi diciamo quella è stata diciamo, l'inizio, da quel momento in cui ci siamo rivisti e che lui mi ha fatto vedere le api e mi ha fatto assaggiare quel miele direttamente là, perché ripeto, dico per me fino ad allora, infatti a volte ne ridiamo con Andrea e ne parliamo, diciamo, ridendoci, fino ad allora per me il miele era quello che si trovava al supermercato, ma ahimè ho scoperto un mondo totalmente diverso. E da lì poi è stato tutto un susseguirsi. Diciamo che la realizzazione e l'idea dell'apiario didattico è stata, almeno per me, ma anche con Giovanni, insomma, poi alla fine ci siamo ritrovati in questo progetto e in questa, diciamo, situazione, nella realizzazione di questo sogno, che ormai non è più solo un sogno, il sogno di Andrea, ma è il sogno comune di tutti. Diciamo che è quasi, diciamo, lo sviluppo naturale di quello che era quella situazione, perché se una persona con chiamiamolo le difficoltà di Andrea fa e continua a fare quello, dico, già è qualcosa di assurdo, perché continuare a renderla una cosa, diciamo così, tra virgolette, difficile per gli altri? Quindi diciamo è quasi una necessità quella di ora poter riuscire a realizzare quello che è l'apiario, il nostro apiario didattico, la nostra idea di natura, diciamo, libera e aperta a tutti. E poco fa Andrea ha parlato anche di apiterapia. In che cosa consiste l'apiterapia? Di cosa parliamo quando parliamo di apiterapia? Ma guarda, apiterapia è un argomento sconfinato. Perché io non ho titoli per parlare di terapia e di quant'altro, però come già noi lo viviamo noi con Andrea, e senza entrare nel particolare delle proprietà del veleno e di tutto quello che vogliamo, però già vivere l'alveare, vivere le api, stare vicino alle api e già alimentarsi e nutrirsi con i prodotti semplici che conosciamo tutti, che non è solo il miele. Le api non fanno solo miele, le api fanno il miele, fanno la propoli, fanno la pappa reale, fanno il polline, fanno una miriade di prodotti. Già respirare solo l'aria dell'alveare è qualcosa di magico. Io sono 3 anni che sto con le api, sarà un caso, sarà non so che cosa, è da 3 anni che non ho né l'influenza, né la febbre, né il raffreddore, non sto male, non ho disturbi particolari. E chiedo a Giovanni di dirci, dunque, chiunque può avvicinarsi al mondo delle api adesso alla luce della tua esperienza? Allora, io parlo per esperienza diretta perché ero uno che temeva molto gli insetti, perché da piccolino comunque ho mostrato una sorta di sensibilità alle punture degli insetti non indifferente. Non si tratta di andare in allergie forti, shock anafilattico, però con delle reazioni importanti. Rispetto sinceramente anche a Davide e ad Andrea, io sono quello che tende sempre a proteggersi di più, questo lo posso tranquillamente confermare, quindi vado tutto bardato, però sicuramente rispetto all'inizio penso che sia una cosa che possono fare tutti, visto che la faccio pure io, e che parto con questo precedente, ovvero una paura, una fobia importante per gli insetti in generale. Quindi sicuramente è una cosa che va vissuta, e sono d'accordo con Davide. Una volta che entri nel sistema, nel mondo ape, penso che sia una cosa che ti prenda e che ti coinvolga, ed è una cosa di cui sicuramente non puoi fare a meno. Come possiamo contribuire tutti quanti perché l'apiario didattico sia realtà? C'è in corso una raccolta fondi? Sì, in realtà quando è nato anni fa, come accennava poco fa Giovanni, era solo l'idea di creare
un posto dove poter visitare le api anche da lontano, già solo il fatto di avvicinarsi. Invece adesso con il progetto Biopassioni che stiamo realizzando insieme, abbiamo capito che in realtà possiamo realizzare qualcosa che va molto oltre, che va sinceramente che parla di è una vera inclusione sociale. Noi possiamo non solo far avvicinare le persone normali, le persone che non conoscono il mondo delle api alle api, e quindi farle partecipare a corsi di formazione e spiegare come poter interagire con le api. Però oltre a questo li possiamo includere nel mondo del lavoro, cioè il lavoro dell'apicoltura non è soltanto quello a contatto con le api, c'è un lavoro diciamo il laboratorio, lavoro insomma in tutta sicurezza, dove non si ha un contatto diretto con le api, ma comunque si ha la possibilità di lavorare con i prodotti delle api, ed è quello pure abbastanza affascinante. Da lì è nato il progetto di Biopassioni, realizzare questo apiario didattico, e per poterlo realizzare purtroppo sono necessari alcune decine di migliaia di euro, ed è per questo che noi abbiamo deciso di far avviare una campagna raccolta fondi, perché tutto dipenderà da quanti fondi riusciremo a raccogliere, perché per realizzare il laboratorio e per realizzare tutte le strutture senza nessuna barriera, quindi renderle molto accessibili a tutti quanti, purtroppo bisogna fare dei lavori, degli interventi che sono abbastanza costosi. Quindi appena noi avremo un'idea, bene o male, della cifra a cui potremmo arrivare, in quel caso noi, rivolgendoci a dei professionisti, ci cercherà di realizzare il progetto in base a quello che riusciamo a raccogliere. Per chiunque volesse appunto contribuire, ma anche avere più informazioni su questo progetto, dove possono andare a cercare? Quali riferimenti possiamo dare? Allora, è stato creato un sito che prende il nome della nostra azienda. Lo vedete qua nella maglietta, eccola qui a sinistra, mi sbaglio sempre, il logo di Biopassioni. È stato creato un sito www.biopassioni.it, dove all'interno trovate alcune informazioni, trovate anche il video ufficiale e trovate i link sui canali social. I due canali social principali sono su Facebook e su YouTube, però lì si è costantemente aggiornati di tutto quello che succede, dallo stato di avanzamento dei lavori. In questo momento ci sono tantissime interviste e pubblicazioni. In chiusura ti vorrei chiedere che cosa ti auguri per il futuro? Per il futuro mi auguro qualcosa che vada oltre all'apiario didattico. Desidero molto far coinvolgere la comunità scientifica occidentale, affinché possa trovare delle soluzioni alternative alle loro già collaudate terapie. Dico alternative perché io non mi contrappongo alle loro come dire, alle terapie convenzionali, quello che è previsto dal protocollo. Io dico solamente che quando quello previsto dal protocollo non ha funzionato o non è riuscito a risolvere il problema, perché non valutare di poter cercare di capire di più il mondo dell'apiterapia? E allora per questo motivo mi piacerebbe molto coinvolgere la comunità scientifica e, tra virgolette, visto che sono diventato anche un esperto apistico, far nascere l'interesse da parte di tutti gli apicoltori che ci sono in Italia, nel poter valorizzare ancora di più questo straordinario prodotto delle api.